Arrivano ubriachi perché hanno fatto tutti i bacari, sono già alterati, con le bottiglie in mano che è un pericolo perché alla fine è un'arma. E aggressivi, noi non abbiamo nessuno, io esco per fare il tassista, non esco per fare il pugile o per fare il poliziotto. Ripensa all'aggressione, al pugno che gli è stato sferrato in pieno volto, ai colpi alla schiena e alla testa. Poteva andare peggio, ci dice. Io non devo andare fuori con la paura, stasera torno a casa vivo o non torno a casa vivo, cioè non esiste. Parla con l'amaro in bocca Matteo, ad aggredirlo tre extracomunitari ubriachi con bottiglie di birra in mano, che si sono avvicinati mentre lui stava aspettando alcuni turisti da portare da Piazzale Roma all'aeroporto Marco Polo. Deteggiavo, ok, per cercare di coprirmi e difendermi e roba, finché poi mi sono trovato alle spalle al muro, allora mi sono chiuso a uovo per proteggermi dai colpi, no? In quel frangente arrivano questi due Bangladesh, adesso dicono che siamo bravi perché io non ricordo, solo mi ricordo le voci, state fermi, cosa fate, qualche là, e che devo solo ringraziare e praticamente sì, me li hanno tolti, tra virgolette, hanno smesso di colpirmi, ok? Perché non riuscivo neanche a tirarmi su, perché ero talmente chiuso che non riuscivo neanche a reagire. Poco dopo l'aggressione è scoppiata una rissa fra questi cittadini del Bangladesh e i tre extracomunitari che avevano picchiato il tassista. Rissa finita con un accoltellamento e per la quale sono scattati degli arresti. I tassisti e gli autisti degli autobus rimangono una categoria a rischio. I colleghi della CTU ogni sera hanno un'avventura anche loro, sti disgraziati che escono per fare lavoro e non sai se torni a casa perché ti monta l'ubriaco, ti monta questo, ti aggrediscono, sono arroganti. E tutto perché? Perché sanno che non viene fatto nulla, perché li prendono, li portano dentro e dopo perché qua, perché là sono già liberi il giorno dopo e te li trovi di nuovo lì, perché quello che mi ha aggredito con le bottiglie, quello è una faccia conosciuta, lui è sempre a Piazzale Roma. Matteo, dopo tutti gli accertamenti in ospedale, tornerà presto a lavorare. Devo perché ho una famiglia da mantenere, mi tocca, perché sennò se potessi fare a meno andrei a fare qualcos'altro, questo è il mio mestiere, cioè cosa devo fare, una mia attività, ho investito dei soldi. Tornerà al lavoro, ma con un animo diverso e con un'attenzione più alta, anche se tutto questo, confida, non basterà.